soprattutto quello che è la drammaticità di questa telefonata nel salutare i propri genitori, nel dire grazie mamma per quello che hai fatto per me. Il dramma è stato vissuto interamente e coscientemente. Una telefonata straziante, incredibile ma vera, quella di Gloria Trevisan, bloccata con il fidanzato Marco Gottardi nell'appartamento che dividevano al 23° piano della Grenfell Tower di Londra. Le fiamme da una parte, il fumo intenso e tossico dall'altra e i due giovani architetti, freschi di laurea, in mezzo, impossibilitati a fuggire. Chi è che non ha un pensiero per la mamma quando ormai vede che non ce la fa più? Stavano dando un addio. Mentre i soccorsi non arrivavano, Gloria e Marco lanciavano ad amici e genitori i loro messaggi d'addio con tante telefonate. Ce ne sono diverse, in diversi momenti man mano che la drammaticità avanzava. Gloria Trevisan si era laureata nell'ottobre scorso a Venezia con 110 ed era partita a marzo per Londra, anche perché qui da noi, fa notare l'avvocato Sandrin, le avevano offerto collaborazioni a 300 euro al mese. A Londra pare che la giovane camposampierese guadagnasse 1.800 sterline. Questi ragazzi giovani non possono morire così perché, fra l'altro, non per il proprio futuro ma per aiutare la famiglia. La famiglia Trevisan sembra abbia da tempo un contenzioso con alcune banche che l'avrebbero danneggiata economicamente. Gloria, cervello italiano in fuga, aveva deciso perciò di emigrare anche per aiutare i suoi genitori. Intanto, insieme al fratello di Gloria, a Londra sono arrivati i componenti di un team di periti di parte, i quali però potranno accedere sul luogo dell'incendio solo dopo il completo spegnimento del rogo, la messa in sicurezza dello stabile e dopo l'ingresso dei pompieri e dei soccorritori. Quindi toccherà a loro.